Uno strepitoso successo di Leoluco Orlando a Palermo, un 47% che però non basta per chiudere al primo turno. Ecco allora che al ballottaggio il professore doveva vedersela con Fabrizio Ferrandelli, sostenuto da PDSL, che ha ottenuto il 17,38%. Orlando è contento del risultato e risponde così alle prime domande dei giornalisti. Io la sfida la faccio con il programma di governo della città. Io ho un solo problema. Il mio vero giudice è il palermitano. Io devo dimostrare ai palermitani che la scelta è stata giusta e che questa città finalmente può rimettersi in cammino. Tutto il resto è dettaglio. Il candidato di PDL UDC Massimo Costa ha accreditato al 12,5%, mentre Marianna Caroni ha ottenuto il 7,20%. Sentiamo le loro impressioni. Io sono contenta, devo dire che è chiaro che un'analisi del voto è d'obbligo e guarderò con attenzione anche dentro la mia coalizione a come si è espresso la preferenza e chiaramente insomma, ritengo che questa forza che siamo riusciti ad esprimere debba essere messa a frutto nel migliore dei modi per la gestione di questa città. Chi piacerebbe andassero i suoi voti? Ma a chi dimostrerà di avere maggiore attenzione nel progetto politico al quale noi abbiamo dato vita. È chiaro che io non farò una scelta che sarà frutto della mia sola decisione, ma frutto di coloro i quali avranno creduto e hanno appoggiato realmente questo progetto. Attorno a loro io ragionerò, con loro ragionerò e se attorno a un tavolo stabiliremo quali sono le nostre priorità programmatiche e poi stabiliremo quello che possiamo fare per questa città. No, ha funzionato tutto, noi siamo molto contenti del risultato. Queste sono elezioni nuove con un sistema elettorale totalmente nuovo, è chiaro che premia la notorietà, è un sistema che premia la notorietà, io ero il meno noto di tutti, non ho mai fatto politica, non ho mai distribuito posti di lavoro, tantomeno pacchi di pasta, gli altri fanno politica da quando sono nati, per cui è chiaro che è un risultato molto buono sia per la mia persona ma anche per la coalizione. Sì, assolutamente ce lo aspettavamo perché, ripeto, è un dato che premia la notorietà e forse anche un vecchio modo di fare politica, dettato più dalla demagogia, dalle promesse. Noi abbiamo innovato, abbiamo fatto un percorso diverso, questo è un progetto innovativo, rivoluzionario, che non ha fatto promesse, ha raccontato la verità ai cittadini ed è chiaro che tutte le rivoluzioni hanno la necessità dei tempi giusti, per cui come abbiamo sempre detto non guardavamo al 7 di maggio ma all'8, quindi questo è un punto di partenza importante con un risultato che secondo me è molto importante.